Essere. Bimba di 3 anni rapita per costringere la madre a borseggiare i turisti a Venezia e Mestre. La donna doveva saldare un debito di gioco da 10.000 euro contratto dal marito, denunciati 5 nomadi. Un incendio divampato ieri sera ha distrutto un mobilificio a San Germano dei Berici nel Vicentino, collassato il tetto del capannone, pompieri al lavoro per tutta la notte. Non accetta responso del medico per la nipotina, nonno aggredisce il dottore, è successo al pronto soccorso di Jesolo, il direttore generale chiede maggior presenza di poliziotti negli ospedali. Estorsione nella Castellana, 2 cinesi rubano i documenti ad un connazionale e gli chiedono 600 euro per la restituzione, la vittima li denuncia, arrestati dai carabinieri. Ancora una truffa ai danni di anziani a Paese nel Trevigiano, 2 finti tecnici dell'acquedotto con la scusa dell'acqua contaminata hanno derubato un anziano. 8 autovelox della tangenziale di Padova non sarebbero a norma con le nuove direttive messe dal Ministero, il Comune ha deciso di spegnerli in attesa di regolarizzarli. Un fiume di turisti invade in questi giorni Venezia, code interminabili ai vaporetti e disagi per i residenti, disattesa l'ordinanza che vieta di improvvisare picnic al di fuori dei plateatici. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito dai titoli, una vicenda agghiacciante che ci arriva da Venezia, una bimba di 3 anni rapita e quindi sarebbe stata trattenuta in ostaggio a Milano per costringere la madre di etnia nomade a procurarsi denaro con i borseggi che venivano messi in atto dalla donna alle stazioni ferroviarie di Venezia e di Mestre. Ci aggiorna su questa vicenda al telefono da Venezia Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Venezia per gli aggiornamenti sulle indagini su questo rapimento di una bimba di appena 3 anni tenuta in ostaggio a Milano per costringere la madre di etnia nomade a procurarsi denaro col borseggio a Venezia. Il tutto emerge oggi a causa di un debito di gioco da 10.000 euro contratto dall'ex marito. L'episodio risale a 2 anni fa ed è emerso nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Il sostituto procuratore Fabrizio Celenza ha indagato per sequestro di persone ed estorsione 5 persone, 3 uomini e 2 donne di nazionalità serba e bosniaca. Tutti questi indagati sono risultati irreperibili, pare che gravitino nei campi nomadi tra Roma e Milano, ma come sempre in queste situazioni non è facile rintracciarli. 2 di queste persone avrebbero eseguito il rapimento alla stazione di Venezia Mestre, mentre altri 2 avrebbero trattenuto la piccola a Milano, facendole di fatto da carcerieri. La vittima di questa estorsione è una donna di 33 anni con 9 figli che attualmente vive in Serbia, ma che negli anni scorsi, sotto la pressione di questo ricatto, avrebbe compiuto numerosissimi borseggi nelle zone turistiche di Venezia e anche nella stazione dei treni di Mestre, risultando piuttosto nota alle nostre forze dell'ordine. Per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Vicentino perché ieri sera un violento incendio è divampato in un mobilificio a San Germano dei Berici, collassato il tetto del capannone. Sentiamo i dettagli. Valliona, l'allarme parte da un mobilificio di San Germano dei Berici. Un incendio sta distruggendo un laboratorio e si è esteso al controsoffitto e a tutta la copertura del capannone per circa 700 metri quadrati. Nelle immagini l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco intervenuti in via Carbonarola. Le squadre dei pompieri, intervenute da Lonigo e da Vicenza con 3 automezzi, hanno spento le fiamme. L'accesso al capannone è stato vietato per la probabile presenza di amianto nei pannelli della copertura, in attesa di una verifica degli enti preposti, mentre le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.
Ed ancora cronaca dal veneziano, un nonno aggredisce il medico al pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo dopo la diagnosi che quest'ultimo aveva fatto alla nipotina. È l'ennesima aggressione ai danni di un medico, induce il direttore generale dell'UIS, Carlo Bramezza, a chiedere al commissariato di polizia una maggiore presenza di agenti nei reparti. Sentiamo al telefono i dettagli da Ilaria Marchiori. Buongiorno da Jesolo, dove lunedì sera verso mezzanotte un medico del pronto soccorso è stato aggredito e tra l'altro non è la prima volta che accade. Stava visitando una bimba di 4 anni accompagnata dal nonno per un mal di pancia quando l'uomo è andato in escandescenza, una reazione inaspettata scaturita dal fatto che la dottoressa gli aveva appena consigliato di portare la bimba da un pediatra la mattina successiva, non rilevando alcun problema particolare. Il nonno, residente in Svizzera, ha perso dunque la calma, lasciandosi andare anche ad offese pesanti, e ad un certo punto ha cercato di afferrare alcuni ferri presenti in ambulatorio, tra cui pinze e forbici, e solamente l'intervento di un infermiere ha impedito che la situazione degenerasse, spostando il signore verso la sala d'attesa, dove però c'erano altri 6-8 parenti di pazienti che hanno iniziato ad offendere a loro volta il personale operativo, quindi si è creato un vero e proprio caos contro chi stava lavorando in pronto soccorso in quel momento. Un caos che ha durato circa un'ora fino all'intervento di 2 agenti della polizia locale che in realtà erano giunti sul posto per un incidente stradale e a cui però è spettato il compito di calmare tutti quanti. Sono situazioni che vanno assolutamente condannate, è stato il commento del direttore generale dell'ULS 4, Carlo Bramezza. Da tempo continua, assistiamo sempre più a situazioni di questo tipo, abbiamo fornito i fischietti al personale più a rischio, ma qui siamo andati oltre a qualsiasi rispetto delle persone e dei ruoli. Dopodiché in mattinata Bramezza ha contattato anche il dirigente del commissariato di polizia di Jesolo chiedendo una maggiore presenza di agenti in pronto soccorso. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. A Rovigo ora, perché alcuni malviventi, molto probabilmente di nazionalità cinese, armati di coltello, la scorsa notte hanno messo a segno una rapina in un centro massaggi gestito da cinesi a Badia Polesine. Secondo quanto riferito dalle vittime, 2 dipendenti del centro, ad agire intorno alle 22:30 di ieri sarebbero stati 5 o 6 uomini che, dopo aver minacciato le 2 dipendenti, hanno sottratto l'incasso di circa 1.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Rovigo per i rilievi tecnici e le indagini, insieme ai militari della stazione di Badia Polesine. E continuiamo a parlare di criminalità cinese, perché c'è stato un episodio di estorsione nella Castellana. Ci aggiorna al telefono Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno da Treviso, dal comando provinciale dei Carabinieri, che hanno appena terminato di illustrare una operazione portata a termine lunedì tra la Castellana e l'Alta Padovana, il Campo San Pierese. Un cinese operaio di 50 anni si era presentato dai Carabinieri lunedì mattina facendo denuncia di furto del permesso di soggiorno e del passaporto, ma soprattutto raccontando di aver ricevuto la telefonata di 2 connazionali che in cambio della restituzione del maltolto gli chiedevano 600 euro. Già si è rivelata un pochino per i carabinieri una novità, ecco, che una comunità solitamente e tradizionalmente chiusa come quella cinese si sia subito rivolta, insomma, con questo operaio alle forze dell'ordine. Lo scambio di denaro era fissato in stazione a Castelfranco, i carabinieri hanno attuato un dispositivo in borghese per essere presenti, anche se in maniera discreta, a questo scambio di denaro. Tuttavia, una volta arrivato in stazione a Castelfranco, il cittadino cinese è stato invitato dai suoi da questi connazionali a salire sul treno per Padova. I carabinieri lo hanno seguito anche sul treno, è stato fatto scendere alla stazione di Campo San Piero, dove sono scesi anche i militari, e qui il gruppetto si è appartato, ma quando c'è stato lo scambio dei 600 euro i carabinieri si sono
rivelati e naturalmente hanno bloccato i due arrestandoli. Si tratta di due cinesi di 33 e 36 anni senza fissa dimora, già pregiudicati per reati contro il patrimonio, che gravitano tra il Padovano e Milano, ma vista la professionalità, dicono gli investigatori, con cui hanno agito, non sarebbero nuovi a fatti di questo genere. Di certo, ecco, è andata bene, nel senso che i due sono stati assicurati alla giustizia e l'operaio che lavora in una ditta della zona di Castelfranco ha potuto riavere i suoi documenti. Questo per quanto riguarda la cronaca di questo episodio, e vi restituisco la linea. La cronaca giudiziaria ora, con la notizia di una sentenza destinata a fare discutere, a suscitare numerose reazioni polemiche, quella relativa all'omicidio di una donna assassinata a Camisano Vicentino dal marito con 34 coltellate. Ieri la condanna dell'uomo a 18 anni e 8 mesi di carcere. Sentiamo. 13 aprile 2017, Mirko Righetto, imprenditore di 48 anni, uccide con 34 coltellate la moglie colombiana Nidia Loza Rodriguez nella loro abitazione di Via degli Alpini. Per Righetto, reo confesso, la procura aveva chiesto la pena di 30 anni di reclusione. Oggi è arrivata la condanna al termine del processo con rito abbreviato. Mirko, difeso dall'avvocato Marco Dalben, dovrà scontare 18 anni e 8 mesi. Troppo pochi per la famiglia della vittima e per gli avvocati, che hanno sempre chiesto per l'imprenditore l'aggravante della sevizia, ma che hanno anche dichiarato oggi, a margine della sentenza, che questa non sarà impugnata. Per la figlia piccola il giudice ha liquidato un risarcimento previsionale di 600.000 euro, 40.000 euro a testa invece per i genitori di Nidia. L'imprenditore vicentino, ma originario di Padova, aveva usato un coltello a serramanico che fu subito ritrovato dai carabinieri. La coppia viveva assieme in una villetta a Schiera insieme alla figlia piccola, erano sposati da 4 anni. Righetto, dopo aver ucciso la moglie, aveva chiamato la mamma, che abitava poco distante, per farle venire a prendere la figlia, che per fortuna non si accorse di nulla. Fu lui stesso a chiamare i carabinieri. «Venite», aveva detto, «ho ucciso mia moglie». Per la custodia della piccola deciderà il Tribunale dei minori. Estate, periodo nel quale aumentano purtroppo le truffe agli anziani. L'ultima a Paese, nel Trevigiano, da parte di 2 finti tecnici dell'acquedotto che sono entrati in una casa con la scusa dell'acqua contaminata. Sentite cosa è successo. È un 69enne di Paese la vittima dell'ennesima truffa. Alla porta di casa dell'anziano hanno bussato 2 finti addetti dell'acquedotto e, con la scusa di verificare la qualità dell'acqua che usciva dal rubinetto, gli hanno svaligiato casa. L'episodio lunedì in via Trieste, dove abita il pensionato. L'acqua è contaminata, dobbiamo controllarla, gli hanno detto i 2 finti tecnici, mettendo in allarme il 69enne e mostrando anche una certa urgenza. Il malcapitato li ha fatti entrare in casa, dando loro retta anche quando gli hanno chiesto di mettere in frigo i soldi e i gioielli, suggerendogli che questo sarebbe il modo più sicuro per conservarli. Non hanno quindi neppure dovuto far fatica a cercare il bottino con cui poi si sono defilati, preziosi e contanti per un valore significativo, ben 30.000 euro. Hanno avuto vita facile i 2 malviventi, che a quel punto hanno fatto perdere le proprie tracce. Il pensionato si è accorto solo poi del raggiro, denunciando l'episodio ai carabinieri. E restiamo in provincia di Treviso per parlare della gestione dell'accoglienza dei migranti, argomento affrontato ieri nel primo incontro con la stampa da parte del nuovo prefetto della provincia di Treviso, Maria Rosa Laganà. Sentiamo. La continua richiesta di sicurezza legata alla presenza di immigrati e richiedenti asilo, ma anche il bisogno di tranquillità delle imprese e le legittime aspettative degli ex azionisti delle popolari che hanno perso tutto. Maria Rosaria Laganà, nuovo prefetto di Treviso, sa bene quali sono le istanze che arrivano da un territorio molto simile a quello che ha appena salutato, Pordenone. Il suo arrivo ha quasi coinciso con il cambio di amministrazione nel capoluogo, amministrazione che preme per chiudere il centro di accoglienza all'ex caserma Serena. Ci dovesse essere una riduzione degli arrivi e un progressivo svuotamento delle strutture.
Si può anche immaginare che prima o poi anche questa struttura venga chiusa. Questo in prospettiva, sottolinea la Ganà, ma ad ora va gestito il presente. Le scuole non si possono chiudere fin quando ci sono ospiti, evidentemente, perché poi averli in giro senza assistenza, senza alcuna diciamo così, controllo sarebbe assolutamente la cosa peggiore che ci si possa augurare. Al tempo stesso credo che qualsiasi attività che possa servire a dare sicurezza ai cittadini attraverso i controlli sia all'esterno ma anche all'interno, perché non dimentichiamoci che queste persone devono essere garantiti servizi per i quali ovviamente paghiamo una cifra, e quindi la preoccupazione della Prefettura e da questo punto di vista ogni collaborazione anche da parte dell'amministrazione comunale è importante perché tutto venga fatto al meglio. Altro fronte su cui non abbassare la guardia è quello del rischio di infiltrazioni mafiose nel mondo economico veneto e trevigiano. C'è la necessità che gli imprenditori operino nel rispetto delle norme, ma al tempo stesso siano messi al riparo da possibili contaminazioni o infiltrazioni della criminalità. Infine il percorso già avviato dal precedente prefetto Laura Lega al fianco dei risparmiatori truffati, un ruolo che la Ganà intende mantenere. A volte bisogna, come dire, anche rappresentare al meglio al centro perché si possono prendere decisioni giuste, e quella che è la reale situazione di queste centinaia, decine di migliaia di persone, insomma, che hanno avuto questa disavventura. Andiamo ora nel Padovano perché è in arrivo la sentenza del TAR sul ricorso presentato dai privati contro il divieto di costruire il centro commerciale a Due Carrare vicino al castello del Cataio. Si pronuncerà in queste ore il TAR del Veneto sui 2 ricorsi presentati dalla società immobiliare e dal fondo finanziario che sostengono l'opera del discusso maxi centro commerciale a Due Carrare. Da un lato il vincolo posto dalla sovrintendenza ai beni culturali attorno al castello del Cataio, confermato lo scorso aprile, dall'altro la volontà dei privati di proseguire nel progetto di costruzione dell'opera, probabilmente ritenendo il vincolo eccessivo. Va ricordato che anche l'Ascom, l'associazione dei commercianti, lo scorso marzo ha presentato un suo ricorso al TAR come mossa preventiva per impedire la costruzione del centro commerciale. Restiamo a Padova, gli autovelox posizionati in tangenziale non sarebbero a norma con le nuove direttive emesse dal Ministero. Il Comune ha quindi deciso di spegnerli in attesa di sistemarli. Sentiamo. 8 dei 12 autovelox che sorvegliano il traffico delle tangenziali sono spenti. Non sarebbero più conformi ai parametri emessi dal Ministero. Il tutto è emerso dalla determina dello scorso 6 giugno firmata dal comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolano. A determinare il fatto che non siano in regola è lo scarto nelle verifiche. Secondo la direttiva questo è al massimo di 1,5 km nei controlli fino a 100 km all'ora. Inoltre gli autovelox devono essere in grado di determinare le varie classi dei veicoli con i rispettivi limiti. Un tir ha limiti diversi rispetto a un'automobile. Da queste motivazioni la decisione di spegnere gli 8 rilevatori di velocità in attesa che siano messi a norma. Ora resta da capire se sono valide le multe comminate dagli apparecchi più vecchi. Pubblicità, ora linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Telegiornali, andiamo a Venezia. Venezia presa d'assalto in queste calde giornate d'estate dai turisti con code interminabili, ai vaporetti, gente ammassata, disattesa anche l'ordinanza del comune che vieta di consumare cibo e bevande al di fuori dei plateatici dei locali. Sentiamo. Where do you come from? I'm from the United States. Do you know that here in Venice is not allowed to have in lunch sitting down? No, I did not know that. No. What do you think of? What do you think about? We're just trying to stay out of the way, but if we know the culture, we'd change. What should we do? Sarebbe vietato fare picnic seduti per terra, lei ne era a conoscenza? No, assolutamente no. Che cosa pensa di queste disposizioni? Che dovrebbero creare degli angoli, oltre che le scalinate, creare degli angoli dove la gente può fare dei picnic.
Il regolamento di polizia urbana, questo sconosciuto, stranieri e italiani incontrati in una giornata come tante a Venezia, oggi, se possibile, ancora più caotica. Un fiume di gente sotto la canicola di luglio a cercare refrigerio in una sosta improvvisata sugli scalini di un ponte, laddove l'angolo lievemente ventilato consente di consumare un trancio di pizza al volo per rigenerarsi e ripartire alla scoperta della città. Caos agli imbarcaderi dei vaporetti con turisti in fila per lunghi, interminabili minuti. Tra loro anche chi protesta per il privilegio consentito ai veneziani di salire sui mezzi con la priorità riservata dai varchi dedicati ai residenti. Peccato però che anche per gli autoctoni oggi sia stata una giornata davvero estenuante. Oggi code infinite ai vaporetti e voi che vivete questa situazione quotidiana? All'ospedale, al civile, a piedi. Quindi siamo anche un po' di fretta, per cui a piedi, per questo motivo. Che si può fare? Il Comune le sta sperimentando tutte, ma il problema dei flussi è difficile da governare, quello dei trasporti lo è ancora di più, pur se le idee non mancano. Aumentare i vaporetti, sicuramente creare una linea anche per i locali, come già stanno facendo e vedo che funziona. E se per trovare refrigerio non si possono immergere i piedi in canale, che costerebbe una sanzione di 450 euro, beh, a Venezia ci si ingegna come si può, se non altro pare che l'effetto pure estetico sia garantito. Restiamo a Venezia con il progetto del nuovo stadio presentato ieri, primo mattone gennaio 2021, inaugurazione secondo il cronoprogramma nel 2023. Sentiamo. This community has embraced me and I've embraced this community in a way that I never could have imagined. In questi 3 anni sono stato accolto da questa comunità, il mio cuore è cambiato, mi sono sentito abbracciato in un modo che mai mi sarei aspettato. Nelle mie vene, nel mio sangue mi sento veneziano. Le prime parole del presidente del Venezia Football Club, una manciata di minuti dopo l'avvenuto protocollo del progetto che darà un nuovo stadio alla città, sono di profonda gratitudine e di elogio al sindaco Luigi Brugnaro. Costruire il nuovo stadio dopo decenni di attesa vuole dire fare la storia. We make history every day. Tutti noi abbiamo bisogno della storia, di far andare avanti la storia. Questa squadra in effetti, se ci pensate, ha fatto enormi passi avanti nelle ultime 2 stagioni, molto di più di quanto non avesse fatto in tanti anni nel passato. E il nuovo stadio fa parte proprio della storia della nuova squadra. Questo di oggi è un giorno epocale, è un giorno nel quale abbiamo capito che cosa serve fare, dove sarà fatto, come sarà fatto, entro quali tempi. Per la realizzazione della nuova casa del Venezia e dei suoi tifosi si stimano costi pari a 185 milioni di euro resi disponibili dai privati. Ancora una volta, ha spiegato il sindaco Brugnaro, presentiamo la concretezza grazie alla declinazione del concetto di sussidiarietà. In quasi 3 anni di lavoro sono state analizzate le fasi operative, tecniche e architettoniche dell'opera che nascerà nell'area del quadrante di Tessera, a 20 minuti di macchina da Venezia, vicina all'aeroporto e all'autostrada, servita dalla futura stazione ferroviaria. Uno stadio da 18.000 posti espandibili a 25.000, con un hotel a 4 stelle, parcheggi e un retail park con attività commerciali e un museo per raccogliere le testimonianze dell'archivio che racconta i 110 anni di storia del Venezia Football Club. L'iter prevede passaggi burocratici in comune e in regione, a settembre 2019 la pubblicazione della gara a evidenza pubblica e l'anno successivo la presentazione del progetto esecutivo. Primo mattone a gennaio 2021, inaugurazione ad agosto 2023 e a meno che durante gli scavi non si trovi la camera da letto di Giulio Cesare, scherza Tacopino. I tempi saranno rispettati perché... That's my only real fear. My fear is not Italian bureaucracy. Non sono preoccupato per quanto riguarda la burocrazia italiana, perché qui ci troviamo in Veneto e mi sono reso conto che le cose in Veneto vanno un po' diversamente rispetto ad altrove. Inoltre il sindaco Brugnaro è un leader spettacolare, è un imprenditore, sa come vanno fatte le cose. A Treviso ora con la protesta dei residenti in Viale Vittorio Veneto, perché a causa della mancanza d'acqua i fossati che fiancheggiano gli storici passeggi sono trasformati in rigagnoli maleodoranti. Sentiamo. Il fatto è che puzza da marcio e i topi
viaggiano. Fossati che fiancheggiano i passeggi di Viale Vittorio Veneto, trasformati in rigagnoli maleodoranti, dove i topi proliferano, l'acqua scarseggia e l'odore con il caldo è spesso insopportabile. La protesta viene dai residenti nelle vie adiacenti, una delle passeggiate più amate della città di Treviso, già al centro delle polemiche in più occasioni nel corso dei decenni per la famosa o famigerata pista ciclabile. Ora il problema è quello dell'acqua. Dalla grande asciutta dello scorso marzo, con la simulazione del cosiddetto deflusso ecologico del Piave, la situazione, lamentano i residenti, non è più tornata come prima. Ogni tanto l'acqua ricompare, dicono, ma l'effetto dura poco ed in breve i fossati diventano puzzolenti cloache. Stamattina era bella alta, abbastanza. Adesso vede, si è già asciugata. Adesso col caldo? È col caldo. Insomma, ci sono diversi disagi. Questi passeggi sono sempre stati maltrattati da parecchio tempo, da parecchi anni. Altre lamentele riguardano poi la sosta selvaggia lungo il lato ovest dei passeggi. Qualcuno ha tolto i paletti che impedivano l'accesso ai veicoli e spesso automobilisti indisciplinati ne approfittano per parcheggiare la macchina. Sono là in fondo. Là in fondo non c'è neanche un paletto. E neanche dall'altra parte dove si esce da via Generale Cantore. E naturalmente se anche voi avete qualcosa che volete segnalare alla nostra redazione lo potete farlo alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna, ecco vedete i contatti, redazione @antenna3.it per le mail, 0422 0230 898 per lasciare un messaggio alla segreteria telefonica e 351 1755 340 per i messaggi SMS o WhatsApp. Naturalmente come sempre saremo al vostro fianco per aiutarvi a risolvere piccoli e grandi problemi. E restiamo ancora nel Trevigiano con un video che sta facendo il giro del web, è quello di un cantautore, imprenditore di Bigolino che ha creato una canzone per lamentarsi con il sindaco della nuova viabilità. Sentiamo. Caro sindaco, vorrei ringraziare per il nuovo transito veicolare. Sono ancora stordito però, prima o poi mi raccapezzerò. Impazza sul web il videoclip di Marco Spinetta, cantautore che simpaticamente ha ironizzato sulla nuova viabilità. Una canzone folk con tanto di rime che sdrammatizza i toni ma puntualizza sui punti neri del sistema viario. Lo so, in fondo non è niente di male, tutti protestano ma forse è normale, dicono non siamo mica a Milano, mi basta non vadano contromano. Lo dedica al sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che sorride e risponde a tono. Appena sentito, ho visto il video, ho scritto un messaggio dicendo a Marco che avessi continuato a seguire le sue lezioni avremmo potuto fare un duetto alla Samuel Gafake, ma mea culpa ho abbandonato le lezioni a suo tempo, quindi potrei al massimo cantare anche se non sono molto intonato. E allora lo facciamo fare a Marco, che è riuscito con la sua canzone a strappare il sorriso dei residenti e stemperare le proteste. Titolare assieme alla sua famiglia della più piccola torrefazione d'Italia, ha unito la sua passione per la chitarra con l'idea di far sentire la propria opinione. Ed il sindaco aggiunge: faccio i complimenti a Marco per aver realizzato questa canzone che spero diventi un po' il tormentone dell'estate. Sono d'accordo che non siamo a Milano, ma spero che tutti vadano piano. Tra poco torna ore 13 su Antenna 3, quest'oggi si parlerà di agricoltura e di come le moderne tecnologie possono in qualche modo aiutare l'agricoltura. In studio Stefano Bosca, pilota di droni, Francesco Maiano della SGD, società che si occupa di disinfestazioni bio, e Alvise Marin, produttore vitivinicolo. E poi ancora un'occhiata alla nostra programmazione, questa sera sarà la cultura in primo piano a 20:10, ospiti di Ferdinando Avarino, Giovanna Cordova, direttrice organizzativa di Tema Cultura Festival, e Edoardo Siravo, attore. È
tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Il meteo, buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia, bel tempo dunque sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, specie al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 17 e 23 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 20 e 23 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi circa. Infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile al pomeriggio, specie sui settori meridionali. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.